È al centro di un procedimento in corso di fronte al Tribunale dei minori di Venezia e ruota attorno al tema dell'istruzione parentale il caso di una coppia residente in un comune della Sinistra Piave, nel Bellunese, che rischia di perdere la potestà genitoriale nei confronti dei propri figli. L'istruzione parentale, cioè la scuola a casa, è prevista dalla legge ed è stata richiesta da due genitori per il loro figlio quasi 14enne che frequentava la scuola media. Ad orientare la coppia verso questa opportunità presunti disturbi dell'apprendimento del figlio, che per questo pare vivesse male l'ambiente scolastico, fatto di scherno da parte dei compagni e di note degli insegnanti. Prima dell'inizio della scuola la famiglia chiede al dirigente scolastico di poter usufruire dell'istruzione parentale, sulla quale sia l'istituzione che il sindaco del comune di residenza degli interessati debbono vigilare. All'apertura dell'anno scolastico 2018-2019 la famiglia decide di non mandare a scuola il figlio. Le assenze ingiustificate vengono segnalate al sindaco. Nel momento in cui abbiamo ricevuto la segnalazione abbiamo attivato quello che erano le procedure previste con degli incontri prima tra l'assessore competente e la responsabile dell'ufficio servizi sociali, poi con un incontro anche con il sottoscritto. Pure l'ultimo tentativo, un richiamo formale ai genitori invitati a presentare il ragazzino a scuola, è caduto nel vuoto e così inevitabilmente è partita una segnalazione alle autorità competenti. Abbiamo solo ed esclusivamente segnalato a coloro che sono in qualche modo si devono occupare della tutela dei minori, quindi all'ufficio competente dell'US e quindi anche al Tribunale dei minori per le decisioni poi successive. La segnalazione ha messo in moto il procedimento giudiziario. Entrambi i genitori sono stati sentiti dal giudice del Tribunale dei minori di Venezia come parti interessate. Lunedì scorso l'audizione del ragazzino alla presenza del legale della famiglia. L'ultima parola al giudice, cui spetta di accertare se sussista o meno pregiudizio nei confronti dei figli minori della coppia, oltre all'adolescente una bimba in età di scuola dell'infanzia che non frequenta perché non in regola con le vaccinazioni. Una battaglia legale in punta di diritto dall'esito al momento sconosciuto, ma che sta già facendo discutere.